salutare il sindaco di Siglia, non Iola, presente, della sua presenza, nel fatto di studio siete qui convenuti. Voi avete capito come il presidente Fausto Mura si sottopone a sevizie, ma facendoci festeggiare così il solstizio d'estate, e quindi l'inizio dell'estate, con un argomento insomma poco banale e molto complesso. Direi che più complesso questo della festa che fanno domani sera, allora che i loi dove devono verificare insomma il fenomeno del solstizio con l'allineamento del sole che nasce dal sole che muore rispetto a che compreso di lui. Questo forse per tenerci questa sera è ancora più difficile. Io ringrazio anche Pietro Longo che ci ha consentito di inserire in questa monografia parti della sua opera che si trova nella sala familiare del Comune di Borore, che vi invito a visitare. I due relatori sono stati scelti un po' perché sono in qualche modo attinenti alla... Saluto anche l'onorevole Francisci che è arrivato poco fa, insomma, e i due relatori hanno molto a che fare con questa antologia di interventi di Nino Carlos. Antonello Arru, presumo che si occupi di aspetti giuridici ed economici, sia uno dei protagonisti in questi decenni e anni, e ancora della vita regionale, insomma della vita civile regionale, e Gianmario Selis, che oltre ad essere stato presidente del Consiglio regionale, soprattutto è stato, come si dice oggi, lo spin doctor di molti presidenti e assessori regionali alla programmazione proprio sui temi che una stagione importante della politica regionale ha affrontato. Significa che è stato animatore, sostenitore, che ha contribuito a una posizione importante e ha concorso a realizzare le cose che poi nel libro sono descritte. Abbiamo avuto difficoltà nel raccogliere questi interventi, prima di tutto perché il Consiglio regionale non ha adottato il sistema di digitalizzazione degli interventi dei consiglieri, soprattutto di quelli passati, quindi abbiamo dovuto fare le abbiamo dovuto fare le fotocopie, abbiamo mandato due studenti universitari nella sede del Consiglio regionale, l'ufficio resoconti. Uno dei due è mio figlio e siccome insomma sono l'ufficiale pagatore degli studi universitari non ha potuto dirmi di no. Poi è stato fatto l'editing, sono stati passati allo scanner, insomma un lavoro molto complesso prima di tradurlo in un CD da portare in tipografia. Quello che abbiamo voluto fare è di essere stati fedeli al linguaggio e quindi di aver trasferito nel testo esattamente il linguaggio con le interruzioni, con la passione, e aver legato il testo al tempo. Non sono state, a parte i titoli fatti da me, il resto è mantenuto forse anche con i refusi e le grammaticature di chi ha dovuto trascrivere dagli interventi dei consiglieri regionali. La grafica stessa rispetta i resoconti degli stenografi del Consiglio. Mi pare di poter dire che finalmente siamo anche passati un po' dal Carlos pensiero che è stato reso a tutti noi attraverso le prime due pubblicazioni, una delle quali curata proprio da Daniela. Siamo passati al Carlos politico, dell'azione politica, dalla teoria alla prassi, insomma, no? Il Carlos pensiero l'abbiamo conosciuto, le sue pubblicazioni, i suoi scritti. Qui era immerso nel cuore del suo impegno politico, di scelte concrete che lui doveva fare all'interno del Consiglio regionale, all'interno di un gruppo come quello della Democrazia Cristiana, così variegato in quegli anni 70, così anche diviso, ma che è così numeroso fra l'altro, quindi la capacità di imprimere anche allo stesso gruppo della Democrazia Cristiana un'azione, un'iniziativa, una capacità di essere
di essere trainante nelle scelte politiche che in quel periodo la politica sarda faceva. I tempi erano quelli, erano quelli per esempio di un rigurgito per certi versi del fenomeno del neofascismo dovuto alla legge della Malzi Cipolla, che aveva scosso dalle fondamenta lo stesso consenso della Democrazia Cristiana, soprattutto in Sardegna, quando i piccoli proprietari davano la responsabilità alla Democrazia Cristiana di non averli difesi rispetto alla legge della Malzi Cipolla. E quindi compare proprio in Nino questa cosa strana, che oggi possiamo anche vederla così, di una riaffermazione così forte, così importante, direi anche verbalmente così violenta, in uno che noi consideriamo sempre moderato, sempre mite, nei confronti dei neofascisti, come lui li apostrofava in maniera anche molto sprezzante. Poi magari non sapeva che dopo qualche decennio saremmo trovati gli stessi o i figli o i nipotini ai vertici dello Stato, ma alcune persone che poi troverete indicate proprio nel testo sono ancora ai vertici dello Stato. Poi la stagione della programmazione, la stagione anche delle illusioni e delle delusioni della grande programmazione, diciamo di quel tentativo, come si direbbe oggi, di creare un processo di coesione dell'intera Sardegna attraverso la programmazione, no? Attraverso la stagione di Sotto lo riprende tra l'altro in questi giorni in un suo documento, la famosa impronta ecologica, cioè se non c'è un processo politico